Sentito male per aver perso tanti chili. Anche Raffaella Balzo è tra i protagonisti di Matrimonio alle Bahamas, altro film, Campioni d'incassa, e quindi Isolani. Qua c'è trippa per tutti, Chi gliela fa, chi non gliela fa. Molto bene. Buona. Allora, Nicola, insomma, volevo... sei stato quello che hai giocato in maniera corretta, diciamo, senza sotterfugi, o diciamo hai avuto una buona strategia? Ci hai pensato a come hai vissuto questa esperienza sull'Isola dei Famosi? Simona, fondamentalmente sono una persona tranquilla, una persona pacifica, insomma cerca di evitare un po' gli scontri. Poi ho cercato anche di gestire un po' la mia isola, insomma sono una persona comunque socievole, poi magari determinate cose non ci entrano, insomma ho avuto anche un indice di tolleranza abbastanza forte, cercavo di impormi laddove dicevo il mio pensiero senza essere comunque polemico, insomma. Poi ero molto ironico, insomma, è un'isola dove mi sono anche divertito e soprattutto ho messo a nudo la mia anima, insomma, mi trovo più cresciuto, mi trovo più pieno. Mica tanto di fisico, perché quando sei partita eri abbastanza paciarotto, come dire. Sì, ma quanti chili hai perso? Ho perso 20 kg. 20 kg, sì. Hai capito? Ho perso 20 kg, però devo dire che mi nutrivo della forza anche dei miei familiari che sono qui, di tutti i miei amici che mi hanno sostenuto. Complimenti. Simona, spero che questa esperienza mi ha dato la possibilità, perché io inizialmente, quando ho fatto l'incontro con Tiziano, con gli autori, manifestavo le mie perplessità, ma non perché avessi un pregiudizio, perché insomma dicevo, sono anche uno sconosciuto, qui ci sarà la fila per farlo, è una cosa giusta per me. Ringrazio tutti quanti loro perché mi hanno dato questa possibilità. E insomma la mia anima è a disposizione di qualche regista, perché penso che la faccia sia importante, però un attore deve comunicare questo. L'anima, sono pieno e spero di dimostrare tutto. Ma sicuramente avrai tutte le opportunità del caso. Senti, Nicola, tu hai dimostrato di essere un ragazzo vigoroso e forte. Cioè, parliamoci da uomo a uomo. Ma il sesso ti è mancato sull'isola? Sì, diciamo Capisci che... a me? Simona, devo dire che quando mangiavo la torta al cioccolato veramente gli ormoni iniziavano un po' ad impazzire. Solo per la torta? No, diciamo, quello faceva un po' da... Non c'è stato niente? Da stimolo, poi non c'è stato niente... Sull'isola? No, niente, no. Non te lo ricordi? No, sto chiedendo da donna niente, a donna. No, niente di così, insomma, corposo, insomma, baci affettuosi, così. Era un po' un premio di consolazione. Con Miriana? Sì, mi stimolava un po' nella pesca, nel senso che... ti stimolava la pesca? Io vedevo che quando lei... mi portava fortuna. Quando vedevo che lei mi dava un bacio, il pesce abboccava. Signora Canonico! È giusto questo terzo posto? È giusta questa medaglia di bronzo? Signora Canonico! Mamma, ci sei? No, con Raffaella non avevo capito a me. Se il popolo ha voluto questo, però per me l'isola l'ha vinto mio figlio. Certo! Comunque mi fa piacere, È quello che ha dimostrato, come ha lavorato, penso che l'ha vinto lui. Poi il popolo è sovrano, è stato così. Bene così. Va bene signora, brava, mi piace questo comportamento, complimenti. A proposito, un'altra cosa, questo dizionario canonico è andato esaurito in tutte le edicole, Stupendo. no? Sì. E ne abbiamo fatto un altro aggiornamento, ecco, intanto, andiamo a vedere. Celeste. Questa è un'esperienza che ti così, proprio ti spacca proprio qua, butti il catenaccio e sta sempre lì che non si muore, rimane proprio nella tua memoria, una cosa che perché questa qua? Io la conserverò. Un giorno i miei figli, io, questa qui, loro
questa maglietta, no? Tutto impregnata di sudore, di dolore, di tutto, no? E voglio che questa cosa loro la percepiscono, no? Perché è una parte di me. Mi piacerebbe... Beh, l'odore però no, dai. Miriana, lì volevi, avevi qualche idea di abbandonare. No, scherzo. Ho coniato un altro termine, lo dico, stasera mi sento emo-agitato. Emo-agitato, nel sangue. Nel sangue, quindi emo-agitato, il nuovo termine che è bello fresco. Fresco. Vai Vai vicino a Miriana, che è meglio. Che non c'è il cioccolato, Complimenti alla medaglia del bronzo, Nicola Canonico, di questa edizione dell'Isola. Grandi applausi, giustamente per tutti